una delle poche discipline di squadra che abbiamo nel mondo equestre e si gioca con 2 squadre composte da 6 giocatori, anche se i giocatori reali in campo sono 4 contro 4, non ci sono i ruoli specifici, c'è un attacco e una difesa e ovviamente l'obiettivo principale è fare il più numero di canestri possibili. È l'Horse Ball, una specialità molto particolare, protagonista il 7 e 8 maggio negli impianti dello Sporting Club Paradiso di Somma Campagna con la terza tappa del campionato italiano. A sfidarsi nella 2 giorni in terra veneta le categorie esordienti, cadetti e senior. Per i giovani della categoria esordienti è finita in perfetta parità la doppia sfida tra il team lombardo La Vallata ed i piemontesi della Saluzzese, mentre nella categoria cadetti la Saluzzese si è portata al comando della classifica con 5 punti grazie ad una vittoria ed un pareggio. Per le categorie senior questa era l'ultima tappa del campionato. Dominio delle squadre dello Scrivia nella Serie B con lo Scrivia 1 vincitore con 15 punti, seguita in classifica dallo Scrivia 2. Per la Serie A è il Circolo di Novi a laurearsi campione italiano 2022, superando nella classifica finale di 1 punto il Rio Tavo 1. Circolo di Novi che con questa vittoria accede alla prossima edizione della Champions League di Horse Ball, la competizione che assegnerà in Francia la Coppa di Campioni d'Europa a livello di club. Un grande appuntamento tricolore, dinamico, adrenalinico e avvincente anche per il pubblico, che ha potuto così scoprire una disciplina appassionante che FISE Nazionale, insieme al Comitato Regionale Veneto, sta promuovendo con diverse attività, grazie a Vittorio Scotti, anima dell'Horse Ball Veneto. Abbiamo ricominciato a avvicinare questa bellissima disciplina che è l'Horse Ball, promuovendola nei vari centri ippici, nelle varie scuole con 2 bellissimi progetti, un progetto di Horse Ball Club e un progetto Enjoy, per poter prima di tutto far capire a tutti quanti i centri ippici del Veneto quanto sia bella questa disciplina. In secondo luogo per avvantaggiare anche l'avvicinamento dei ragazzi al mondo equestre e poi successivamente al mondo dell'Horse Ball. L'etica ed il rispetto dei cavalli disciplinano tutto lo svolgimento delle competizioni, nonché le regole del gioco, accessibile a tutti indipendentemente dall'età e dal livello equestre dei cavalieri. È una disciplina molto puntattiva, dinamica, è un concetto di squadra adatta a qualsiasi età, dai più piccini ai più grandi, ed è fondamentale soprattutto nei bambini per la crescita del cavaliere di domani, a prescindere dalle discipline che poi intraprenderà, perché è una disciplina che ti insegna a lasciare le mani dal cavallo, quindi a gestirlo completamente con le gambe, cosa che sappiamo che è fondamentale in qualsiasi disciplina equestre poi il nostro binomio voglia proseguire. Per l'Horse Ball italiano sono in programma appuntamenti importanti. Allo Sporting Club Paradiso si svolgerà il campionato europeo 2023, dove sono attesi i migliori giocatori al mondo. Uno spettacolo meraviglioso, ma non solo. Quest'anno abbiamo i campionati del mondo a Saint-Lô in Normandia, dove abbiamo visto tantissimi binomi in campo in questi giorni che prenderanno parte del Team l'Italia in diverse categorie, da Pro Elite Ladies, Under 21 e Under 16. Sarà un progetto interessante, ci crediamo molto, abbiamo un po' di medaglie da riconfermare, abbiamo i nostri ragazzi, gli Under 16 che sono attualmente campioni d'Europa, hanno vinto la medaglia d'oro allo scorso europeo, e abbiamo le ladies che ancora detengono il titolo di medaglia di bronzo al campionato del mondo e speriamo di riconfermare o migliorare le medaglie. In Veneto esistono alcune realtà dove poter praticare questa disciplina: il centro ippico Il Melograno di Bussolengo, lo Scirocco di Adria e il centro ippico GB Equestrian Team di Piombazzo. È aperto a tutti quanti, basta che ci contattino e noi formiamo gli istruttori per poter svolgere questa attività promozionale nei loro centri ippici. Chi si può avvicinare all'Horse Ball a partire dai 6 anni, non ci sono dei cavalli specifici per avvicinarsi all'Horse Ball. I bambini, per poi i ragazzi e gli adulti possono partire dagli Shetland, che è il ponino più basso che c'è, per poi crescere e arrivare fino ai cavalli, iniziando a usare gli stessi cavalli della scuola che vengono utilizzati nei vari centri ippici con il loro istruttore. Vi aspettiamo tutti e siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione.